invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable. Amici di SportRiver.biz, appassionati di galoppo, ma soprattutto di galoppo sardo, ben ritrovati per la terza puntata di Gallop Racer, la rubrica che analizza e studia le corse del galoppo sardo con i cavalli messi a confronto per avere una valutazione un po' più oggettiva dei fatti accaduti. Quindi insomma è anche bello capire, sentire anche alcuni dei protagonisti per vedere poi i confronti se rispecchiano la realtà. È un format, un modo, uno strumento per entrare ancora nel più profondo delle corse al galoppo. Oggi abbiamo 3 contributi che riguardano la giornata di sabato 11 maggio. Abbiamo selezionato 3 vincitori e li abbiamo messi a confronto con alcuni dei vincitori di queste prime 6 giornate della sessione primaverile. Poi, come sempre, uno sguardo sempre oltremare per vedere chi è connesso col galoppo sardo, quindi proprietari, allenatori, fantini, allevatori, si hanno ottenuto questi degli esiti sportivi, sempre con tema su anglo-arabo, puro sangue arabo e non solo. Partiamo subito col primo contributo che riguarda il successo di Summaruleri. State vedendo le immagini e l'abbiamo messa a confronto con la vittoria di Bahia su Naiola. Qua sicuramente un po' più oggettiva davvero la valutazione, perché le due corse si sono disputate quasi allo stesso modo. Pepes, battistrada e Summaruleri all'inseguimento. Lo state vedendo, Pepes davanti con la giubba rosa e verde, mentre alle sue spalle agisce Summaruleri in entrambe le corse, con la differenza che nella vittoria di Summaruleri mancava Bahia su Naiola. Pepes davanti, Summaruleri all'inseguimento, come stiamo vedendo, forse un po' più veloce la frazione del 20 aprile della vittoria di Bahia su Naiola rispetto a quella dell'11 maggio, anche se la sensazione è che si era camminato tanto, invece non è stato così. Infatti stiamo vedendo che sono già in retta Pepes Summaruleri, si staccano in lotta in entrambi i casi, ma poi nella vittoria di Bahia su Naiola sarà lì ad emergere negli ultimi metri, mentre dall'altra parte Summaruleri riuscirà nei metri conclusivi proprio a fil di palo quasi a piegare la resistenza di Pepes. Abbiamo fermato le immagini, c'è mezzo secondo di differenza che si può tranquillamente visionare in questa ferma immagine. Eccolo qua, arriva anche Summaruleri. 2 cavalli sicuramente votati alla breve distanza, così come Pepes. Sono sicuramente loro 3 cavalli che stanno facendo bene nell'ultimo periodo, anche sul finire della stagione scorsa, sulle distanze minime, quindi 1000-1200 metri. Anche se Bahia su Naiola ha vinto anche a 1800 per esempio, quindi una cavalla versatile. Alla domanda che ho posto al suo team, al Deniruzzo, al proprietario Marcello Fresi, insomma non sono riusciti a darmi una risposta chiara per quanto riguarda il collocamento della loro cavalla su una possibile distanza. Sicuramente va bene così, perché è una cavalla, come detto, versatile, che si arrangia un po' a fare tutto. Summaruleri idem, ha vinto anche lui su una distanza maggiore, forse era 1450 in sabbia, poi ha vinto sulla pista dritta di Villa Cidro e ha trovato anche il primo successo ai Chilivani. Questo 4 anni come Bahia su Naiola, mentre Pepes sembra un po' più un velocista spedito, l'ha dimostrato vincendo il premio Apertura, il premio più importante sulla breve distanza che abbiamo in Sardegna, che si disputa a Villa Cidro. Questo è stato per la vittoria di Summaruleri. Per il training di Fabrizio Pini, i colori di Roberto Murtas, in sella c'era Sandro Gessa, entrambi sia Bahia su Naiola da Sioux Nation e Summaruleri da STD Car, sono cavalli importati dall'Irlanda. Passiamo all'altro confronto, restando in tema di puro sangue e anche di puledri. Eccolo qua,
il confronto tra Saduttoressa e Tamalo Billy, i due vincitori delle due debuttanti riservate a maschi e castroni e femmine. Il 1 maggio sono scese per prime in pista le femmine, come abbiamo visto ha vinto Saduttoressa, mentre l'11 maggio è toccata a Tamalo Billy. Sicuramente molto più svelta la frazione imposta da Istedda Lollaesa, che è partita davvero con un ritmo quasi selettivo, inseguita da Zuleia e Saduttoressa, poi come stiamo vedendo allarga parecchio Istedda Lollaesa, lasciando campo libero a Zuleia e Saduttoressa, mentre Tamalo Billy ha vinto una corsa precisa, regolare, come poi ha confermato lo stesso interprete Nino Murro. Ecco qua, abbiamo fermato le immagini, le tre in diagonale. Zuleia, Saduttoressa e Istedda Lollaesa sono un po' più avanti di Tamalo Billy e Oliver Spirit, che verrà a fare il secondo posto. Stiamo vedendo le ultime battute di Saduttoressa, che passa in mezzo a Istedda Lollaesa e Zuleia, e dal terzo posto le rimonta fino a passare in vantaggio a vincere la corsa, mentre Tamalo Billy allunga sulla rincorsa di Oliver Spirit. Eccolo qua il fermo immagine, c'è quasi un secondo di differenza tra i due. Sicuramente un po' più lottata questa vittoria di Saduttoressa, con Tamalo Billy che comunque sarebbe stato lì virtualmente. Le femmine sicuramente sono un po' più precoci, un po' più svelte, lo hanno dimostrato in queste prime due corse, si può annotare questo. Saduttoressa è una cavalla nata e allevata in Sardegna, una figlia di Suttecchi e Prus Braghera, allenata da Antonio Cotto. In sella c'era Sandro Gessa, per i colori e l'allevamento del signor Giuseppe Gattu. Buono così per l'allevamento anche del puro sangue in Sardegna, dove c'è sempre un po' di diffidenza, perché le difficoltà ovviamente sono maggiori per creare una selezione importante, però insomma se mai uno ci prova mai ci riuscirà. La linea questa di Prus Braghera ha dimostrato nel tempo, quando si è sviluppata, di aver ragione, perché ha vinto Criterium, ha vinto davvero tantissime corse con tanti prodotti, poi si è diramata la linea di Solerina e comunque i successi sono arrivati, e per ultimo nel 2024 Prus Braghera. Tamalo Billy invece è un cavallo importato, un figlio di Land Force, uno stallone giovane, pescato in Irlanda da Roberto Masala per il giovane Giuseppe Chessa, che ne ha i colori e ne cura anche la preparazione, il gentleman di Tulle insieme Roberto Masolo. Una bella vittoria anche per Tamalo Billy. Ora ci sarà la condizionata il 30 maggio, probabilmente li vedremo tutti a confronto. Intanto domani però c'è la Maiden e sarà importante vedere come si comporta Istedda Lollaesa e Zuleia e anche Oliver Spirit, per vedere se poi questo che abbiamo visto, questo studio che abbiamo visto si confermerà anche in pista, considerando il fatto che ci saranno 5 debuttanti e chissà che qualcuno galoppi meglio anche di questi, quindi non è nulla escluso. Però insomma virtualmente, anche per come l'impressione visiva, diciamo, è che comunque Istedda Lollaesa, se domani compie una corsa regolare, sicuramente lì a fare l'arrivo insieme a lei Zuleia e anche Oliver Spirit. Questo è stato per quanto riguarda il discorso puro sangue. Passiamo ora a un altro confronto. Questo mi ha fatto l'assist il fantino Filippo Ezza, perché ora lo vediamo. Adesso blocchiamo le immagini innanzitutto e vediamo che Cross prende Freccia Sarda. L'avete visto, no? Ha dovuto, guardate dove ora, ha perso tantissimo terreno, quindi una corsa in rincorsa a inseguire gli avversari. Dall'altra parte abbiamo selezionato Fabiana Junior. Sicuramente il metro più solido e concreto che possiamo avere in questo genere di confronto nella categoria fondo arabo. Il 1 maggio ha vinto Fabiana Junior e l'11 maggio la Maiden Freccia Sarda. Hanno in comune l'allenatore, perché sono entrambe allenate da Salvatore Muroni Junior. E vediamo perché sono andato a fondo a capire queste due corse, perché come poi sentirete anche nell'intervista che ho realizzato a fine gara a Filippo Ezza, dirà una cosa che a me mi è entrata sì nell'orecchio, ma mi ci è rimasta. Allora ho voluto vedere, provare quanto quel che ha detto fosse, insomma, ci fosse un fondo di verità, perché comunque i cavalli sono fatti per sbugiardare l'uomo all'istante, e vedremo dopo. Intanto facciamo scorrere le immagini, perché il confronto va visto con la corsa intera. Stiamo vedendo Frei Soleil e Fabiana Junior, come abbiamo visto la scorsa settimana, tirare la corsa, scavare un abisso tra loro e gli avversari, mentre dall'altra parte ci sarà proprio il momento cruciale che sta per arrivare, quando Falesia, che in testa in giubba verde e cappe gialla, allargherà
la propria traiettoria coinvolgendo parecchi cavalli, e tra questi anche Freccia Sarda. La vedete, quella che copre tutti, anche questo è molto importante vedere. Guardate, deve addrizzare, ferma Filippo Ezza, alla fine quando trova un po' campo libero lancia la lunga volata sostenendo a dovere Freccia Sarda, che converge verso l'interno, si stacca benissimo dai rivali che sono un po' in difficoltà. Aveva girato tra l'altro bene Felix Smeraldo. Ecco qua, fermiamo le immagini e c'è ovviamente tutto quello che vedete nei tempi, quasi 3 secondi e più anzi di differenza, l'abbiamo bloccato. Ecco, arrivare anche Freccia Sarda insieme a Faraone Denure, anche lui sacrificato nella corsa, e quindi anche lui da rivedere alla prossima. Abbiamo fermato le immagini perché ora vi faccio ascoltare quello che ha detto Filippo Ezza dopo la corsa. Oggi bene, sì, me l'aspettavo. È una cavalla sicura così, che fa anche la distanza, fa quello che le chiedi. La monto io la mattina, la conosco benissimo, so azzardare e lei risponde bene a tutto, sì. Si è allungata bene lungo lo steccato, quella è venuta al largo, però lei ha controllato. Sono stato giù, come si vede dal video, c'erano cavalli che non giravano, ho voluto aspettare temendo, infatti mi è successo quello, entro in dirittura, ho coperto 2 cavalli e viene anche in ritardo la cavallo, viene a vincere. Pista corsa regolare va molto più forte la cavalla. Un'ultima cosa, tu ovviamente hai anche a che fare con Fabiana Junior la mattina, la vedi, secondo te dove può arrivare? Le monto tutte io, sì, le monto tutte dico, io. dove può arrivare Freccia Sarda? Freccia Sarda si equivalgono la mattina, si equivalgono, sì, tutti e 2 le cavalle, si equivalgono e quindi ce la dovremmo giocare. Giustamente ci deve riuscire anche la corsa. Oggi a me non è riuscita, anche se abbiamo vinta, però non mi è riuscita. Fabiana è riuscita l'altra volta, ha fatto vedere il suo valore. Complimenti Filippo per questa doppietta, in bocca al lupo per il futuro. Grazie mille. Queste sono state le parole di Filippo Ezza, quando soprattutto gli ho chiesto, insomma, un po' per punzecchiare, ovviamente in senso buono, capire anche che cavalla è questa Fabiana Junior, che sicuramente ha incantato nelle prime sue uscite, sia per il suo pedigree, sia per la morfologia, soprattutto per il modo che ha avuto di vincere. Ha detto che in lavoro si equivalgono. Ora, su questo confronto che vi ho fatto vedere adesso, ovviamente questo non può essere, perché comunque Freccia Sarda è partita male, ha dovuto inseguire, è stata allargata in curva, insomma il tempo non fa testo. Fa testo secondo me questo altro confronto. Ora mando le immagini, ho preso l'ultima frazione delle 2 corse, ecco, sono partite, guardate un po'. Avete visto Freccia Sarda che è stata coinvolta nell'allargamento generale, l'ultima frazione di Freccia Sarda contro Fabiana Junior, la vediamo. Poi sul palo entrambe si sono messe in marcia, una per superare Fred Soleil e l'altra per staccare gli avversari, e vediamo che gli ultimi 300 metri della dirittura di Clivani è stata più veloce Freccia Sarda, nonostante ha dovuto rincorrere tutta la corsa agli avversari, subendo quello che ha subito. Quindi non si è allontanato di molto quel che ha detto Filippo Ezza, questo ovviamente virtualmente, e poi ci sarà la controprova quando si sfideranno in corsa. Però insomma molto interessante questa Freccia Sarda, perché comunque è una cavalla che è figlia di Oscar Day, che nasce bene. La sua vittoria ci ricollega a un altro successo che ha seguito dopo 4 giorni di questa linea, e quindi ora la palla passa al confronto che ci sarà il 24 maggio in quella condizionata da 9-9, dove sicuramente lì punterà all'Atric Fabiana Junior, ma ci sarà per esempio una Freccia Sarda, un Faraone Denure magari, che sono venuti avanti dopo il debutto e proveranno perlomeno a impensierirla, anche se la sensazione è che una cavalla buona. Però avete visto che a volte comunque analizzare così le corse ci fa vedere un altro tipo di corsa rispetto a quella percepita, quindi la realtà a volte è diversa da quello che percepiamo con l'impressione visiva. Bene, possiamo passare ora al successo di Fabula. Eccolo qua, sono partite le immagini, con uno sguardo sempre oltremare. Stiamo vedendo la corsa di Follonica. Era una maiden riservata ad anglo-arabi, quindi sempre interessanti, puledri da vedere, da analizzare. Per la prima volta
Sulla sabbia, ecco qua l'allargamento di Fenice da Claudia, che scarta completamente, di fatto autoeliminandosi. Era la favorita della corsa dopo che aveva ottenuto 2 secondi posti a Firenze, quindi non benissimo sicuramente l'allieva di Massimiliano Narduzzi. Concentriamoci su Fabula, è quella davanti, un'altra vittoria per la Zenith Team dopo il successo di Zeniussu della settimana scorsa. Eccola qua Fabula che entra in retta con in sella Mario Sanna. Si stacca chiaramente trovando il suo primo successo in carriera dopo un secondo e un terzo posto ottenuto. Perché questa cavalla da far vedere? Perché innanzitutto il primo prodotto dello stallone Bon Mario da Claudia a vincere, in più la madre, Le Petit Magna, è la sorella uterina della madre di Freccia Sarda, Quarti de Luna è una figlia di Physique, mentre Le Petit Magna è una figlia di Approach the Bench. La mamma di questa è Caria Isabella, la stessa di Ossidiana Bella, ricorderete, vincitrice dell'internazionale, perse il derby da favorita contro Odysseus. Insomma, una linea che si è sempre ripetuta nel tempo. Dietro c'è Saracena che ha prodotto Demon, ha prodotto Quattrin, che è la madre poi di Bosardo, di Panorama da Claudia. Insomma, tutti i cavalli che hanno fatto bene al derby, uno secondo, l'altro terzo. Bosardo di produttore ha già ottenuto il primo successo con Fastidio da Claudia. Insomma, una linea che si sta ripetendo e a volte, come il destino, in pochi giorni abbiamo visto come sono ritornate queste linee, questa linea di Caria Isabella con Freccia Sarda, un affondo arabo, e Fabula che è un affondo inglese, appartenente entrambe alla stessa discendenza femminile. Per dovere di cronaca è giusto anche far vedere il successo di Damiso, eccole qua le immagini, anche perché è allenato di proprietà di Antonio Siri di Burgos, lui che è fantino, oggi sicuramente impegnato nel Palio di Fucecchio, dove monterà per la torre, però insomma Damiso ottiene la sua seconda vittoria in carriera, è un figlio di 29, la mamma è una puro sangue, ha vinto anche una bella corsa, 9 kg se non sbaglio, quindi non era neanche un peso favorevole. Ha battuto nel finale, eccolo qua, stiamo vedendo Eternit, staccandosi bene sempre con Mario Sanna in sella, quindi al doppio di giornata con gli anglo-arabo. Eternit, che portava tantissimi chili, ha provato nel finale ma si è dovuto poi arrendere di pochissimo. Terza audacia da Claudia e poi Dringhigiola che era la favorita ma anche la top weight, quindi vittoria per Damiso, sempre la Sardegna presente quando si tratta di anglo-arabi, in questo caso con Antonio Siri da allevatore proprietario e allenatore, quindi bene così per Damiso. Questo è stato quello che offriva la terza puntata di Gallop Racer. Abbiamo visto i confronti, abbiamo visto gli anglo-arabi oltremare. Domenica ci sarà il derby italiano del puro sangue, la corsa più importante che abbiamo in Italia, sicuramente la seguiremo. Ci saranno 2 cavalli in trasferta dalla Sardegna, non nel derby ma nella giornata del derby. Una è Maria Salvador che va a fare l'handicap principale intitolata Edmondo Botti, mentre Estoril correrà con Marco Gaias il derby dei gentleman, quindi insomma una corsa importante, la corsa forse la più remunerativa riservata alla categoria in Italia, e parteciperà Estoril sempre per il training di Antonio Cotto, così come Maria Salvador. Ci sarà anche il Palio di Fucecchio, il quale noi seguiremo, tantissima Sardegna a Fucecchio, tra fantini, cavalli, allevamento, fattrici, linee di sangue, insomma sarà interessante seguire anche quello, per una domenica da vivere a pieno per tutti gli appassionati del galoppo, ma anche del galoppo sardo. Questo è il tutto per quanto riguarda la terza puntata di Gallop Racer. Se vi è piaciuto il video mettete un like sia al video e anche alla pagina, per chi non l'avesse fatto. Continuate a seguirci, continuate a supportarci anche con appunto questi piccoli gesti che comunque servono sempre. Un saluto a tutti, ci vediamo domani nella pagina ufficiale dell'ippodromo di Chirivani per l'anteprima delle corse, e poi mercoledì prossimo alle ore 21 sul 77 del digitale terrestre, il canale Aristanis Super TV, per le immagini delle corse e le interviste di sabato 18 maggio. Un saluto a tutti. I'm invincible.
Yeah, I win